Amici bellini, sono giornate di nazionali, in questo momento che comincio a registrare sta giocando pure una strana Italia capitanata da Baldini con tutti i giovani in mezzo. Nel frattempo c'è un gol di De Bruyne, c'è un gol di McTominay, un'espulsione per Leao e in giro ci stiamo chiedendo: ma Allegri che vogliamo, quanto dobbiamo aspettare? Cominciamo. Sono un po' di giorni che mi stanno arrivando domande anche in privato, ma Allegri, ma cosa fa? Cioè, nel senso, se poi dovesse saltare, c'è questa preoccupazione in giro che rimaniamo col cerino in mano perché c'è questa attesa, il gioco dell'attesa. Oggi ci hanno fatto sapere che insomma De Laurentiis ha contattato Scaroni per avere delle rassicurazioni. C'è qualcosa che non mi torna e adesso ne parliamo. Lasciate un like se siete qui della vecchia guardia, se siete nuovi benvenuti, io sono Valerio Fluido. Grazie per aver visto in tantissimi il video di ieri con Guido, dove abbiamo analizzato più o meno quella che è la situazione, il personaggio Matrizzetta, quello che si potrebbe pensare di fare, anche perché è la notizia del momento, chiariamoci, capiamoci, che è chiaro che noi vogliamo parlare di calciomercato, ci vogliamo divertire con le probabili formazioni del futuro, però non sappiamo Allegri, non sappiamo alcuni giocatori che possono rientrare nel concetto di gioco, nel piano gara di un allenatore che dovrebbe essere lui, perché sgomberiamo subito il campo. Io non credo, non posso credere insomma che ci possa essere il problema last minute. Quello che ci fanno sapere, che non mi torna anche come ragionamento, come logica, è che no, quello Ibra vuole bloccarlo, non gli vogliono dare il via libera. Non ha senso, perché Allegri è stato esonerato dal Milan. Se un allenatore viene esonerato, in teoria il club deve continuare a pagarlo finché non trova un altro impegno. Nel momento in cui l'allenatore esonerato ha l'offerta del Napoli e viene tesserato dal Napoli, il Milan si toglie anche un peso di ingaggio. Quello che è strano è che se noi non possiamo annunciare all'allenatore, idem il Milan deve trovare una via. Si stanno facendo i vari nomi, le varie cose, ma ancora non c'è certezza, perché c'è un caos societario. Accettare il caos è difficile, accettare il caos societario in campo lo accettiamo, ma a livello societario veramente stiamo andando, il Milan si trova in grande difficoltà. Quindi i giochini, le schermaglie, i dispetti, no? che può fare il Milan nei confronti del Napoli o nei confronti di Allegri. Quello che non capisco veramente è cosa pretende Allegri come buona uscita, perché l'hai fatto il tuo lavoro, sei stato esonerato, non è che hai fatto anche un lavoro eccezionale. Cosa vai a chiedere una buona uscita? Se poi ci sono dei contratti, vanno rispettati e basta, le clausole, le cose che si devono fare si fanno. Ma sarebbe il caso di mettere il punto della situazione, perché un po' di preoccupazione, visto che anche Italiano e molti mi avete chiesto: ma perché non parli di questa cosa, il retroscena italiano, il Napoli aveva preso Italiano? Sì, abbiamo delle notizie, dei rumor, delle ricostruzioni, ecco. Italiano pare che avesse anche preso la Hasa, poi Hasa, nel senso che era sicuro di, poi si accasa in Turchia, il che può portare anche a una suggestione di mercato con Vlahovic, perché Vlahovic deve trovare una squadra e magari in Turchia hanno dei soldi. Ma come faccio? Non ci abbiamo i soldi, a sinistra ci ammazza. Ma che c'entra la sinistra e il centrodestra? Quando si parla di sport si parla di... Scusami, c'ho il telefono. Guarda, ti passo la palla. Da potergli offrire, ritrova Italiano con cui aveva fatto molto bene, tutta una serie di cose logiche. Non è logico se poi il Napoli non prende Italiano, si fionda su Allegri e poi non lo liberano, e che facciamo? I nomi che si possono fare, si fa Mancini, si fa Thiago Motta, si fa Abate,
perché poi Aquilani si è sistemato, Palladino dobbiamo capire, ma non si può pensare di viaggiare a vista così a casaccio, cioè nel senso hai un'idea, non ce l'hai, segui l'istinto, hai un piano B che magari può essere anche migliore del piano A. Sapete, a me l'idea di Allegri non mi entusiasma, ma non mi entusiasma nemmeno che poi possa saltare Allegri per fiondarsi su un'altra situazione che non è stata programmata. E solo questo è la mia preoccupazione. Io scorro i social, aggiorno, scrollo per vedere se ci sono delle novità. Non ce ne sono, almeno per quanto riguarda la situazione dell'allenatore. Quindi io devo essere convinto, devo poter programmare anche mentalmente quello che sarà il mercato sulla base di Allegri allenatore, e lo dobbiamo accettare sperando che vada tutto benissimo e magari puntare su quei giocatori, perché adesso io vi vorrei dire: guardate De Bruyne che grande stato di forma quando non è infortunato, che segna anche a raffi, con un allenatore che non è il nostro preferito, che è Garcia. McTominay non si ferma e appena c'ha un pallone al limite dell'aria spara in porta e segna. Purtroppo Gilmour, non ce lo potremo godere. Lukaku anche, per esempio, sta facendo, questo è un altro discorso che andrebbe affrontato, perché qualcuno ci ha fatto anche sapere no, quello vuole rimanere. Abbiamo più il dubbio su De Bruyne, visto le sue critiche a Conte, a quello che è stato il piano gara dell'anno che abbiamo passato. Se arriva Allegri il dubbio ci rimane che De Bruyne voglia rimanere e sposare la causa Allegri. Magari si sentono con Modric ha avuto parole buone per Allegri, magari dice no, ti mette al centro del progetto, rispetta il personaggio che sei, il tuo carisma, e ti fa fare quello che vuoi tu. Però non so, possiamo sperarlo. Pronto? E io non lo so che cosa stavamo dicendo, mi sono un attimo perso, anche perché insomma ci sono delle cose, vabbè, niente, vedremo. Noi abbiamo cominciato a mettere tutti i puntini sul tavolo, poi li uniamo piano piano e capiamo poi che figura esce. Se esce una figura in me, che può essere anche così, oppure se esce una bella figura, una figura importante di crescita, di possibilità, di modo di essere, ma proprio con le cose. Vabbè, sembra che sto facendo un discorso, ma ce l'ho tutto qua, e quando si potrà ampliarlo lo faremo, e sarete ovviamente i primi a saperlo. Dovete stare tuned per tutta una serie di cose anche belle. Tra l'altro ho visto un post a tutela del Napoli, no? A tutela della maglia del Napoli, che ha scritto l'1 con l'infinito che rappresenta il numero 100, e quindi possiamo anche avvicinarci a una serie di spoiler per quanto riguarda la maglietta, perché può non interessare a quelli del Trentino, può interessare poco a quelli di Castel di Sangro, ma a noi tifosi, e spero anche al Napoli, sono sicuro che Valentina farà un lavoro eccezionale, e quindi mettiamo da parte i dindini, perché probabilmente ci sarà da divertirsi. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, state tuned, parleremo di calcio, lista nazionale, insomma, segnate, fammi vedere. Francesco Pio, che giustamente è un giocatore tra tutti i giovani che ha un pochino più di esperienza, con l'assist di Ekator contro questa Grecia nel finale del video. Mi fa piacere che me lo sono ricordato. Un abbraccio ad Eriksen, che pare abbia avuto un altro malore in campo. Ovviamente lì entriamo nella sfera delle cose personali, mediche, quindi fa troppo paura quando poi vedi che succede una seconda volta e ti spieghi il perché in certi paesi non puoi continuare a giocare, in altri te lo fanno fare, però è chiaro che si va a rischiare, e non mi sembra il caso, perché poi è uno sport, siamo tutti affezionatissimi, però la salute è la cosa più importante. Da New York, ve l'ho detto, un abbraccio e un bacio, lasciate un like.